Amici bellini, buongiorno. Buon 2021. Siamo nel 2020, tutto andrà tutto bene. Andrà tutto a mostro. Tutto a posto, non può mai essere peggio del 2020, ci vuole poco a essere meglio del 2020. Quando mai? Va benissimo. Gli auguri, facciamoci gli auguri alla grande. Cominciamo. È letteralmente immarcabile. Se la vede tutti. Però, caro mio, giù la maschera. Perché io voglio capire la sfortuna, io voglio capire tutto. Io adesso mi sto informando, Attenzione. Perché qua la sfortuna è che siamo sfortunati, Ho capito. Però stanno girando delle immagini in rete che sono suffragate da un commento che mi aveva scritto Andy qualche giorno fa e dice ma lui poi è andato comunque a ballare, cioè un attimo solo, Attenzione, io sono il paladino delle fake news, voglio capire bene, voglio approfondire e mi dovete aiutare voi nei commenti mano a mano che ne saprete di più, perché adesso io faccio il video, non la volevo fare il video su una cosa che siamo stati sfortunati, bastava il post nel community tab che avete visto, ma un momento, perché se tu eri in Belgio per le terapie, vabbè, ed è giusto. Ma se tu poi, come qualcuno sta dicendo, finita la terapia in Belgio, appena sei guarito, sei andato a Lagos a ballare, come vedete in sottofondo, i Sword, così, un guolanata, il microfono, addosso in bocca, e poi tu passa così, che ti metti a fare sta maschera, cioè che significa? Allora, cerchiamo di approfondire, non voglio fare allarmismi, eccetera, eccetera, però se ci troviamo con i tempi, cioè nel senso che appena hai finito in Belgio sei andato a Lagos, sei andato a divertirti, uno guolanat, poi dopo sei tornati, sei fatti il tampone c'ha un tempo di incubazione, quindi dobbiamo capire bene, non voglio dire, capito, l'hai preso là, magari l'hai preso in Belgio, cioè non è detto. Però questo non è un comportamento che in tempo di Covid ti puoi permettere in generale. Poi io non è che faccio come si dice, il giudizio a prescindere, moralista, eccetera, eccetera. Io non sono andato a una festa illegale dove uno guolanat. E sicuramente credetemi che a New York ci saranno state feste illegali per festeggiare il Capodanno. State sicuri. Io sono andato a casa di un amico a mangiarmi l'insalata russa, una qua e una là. Però tu, personaggio pubblico, personaggio che i bambini ti vedono come esempio, parlo anche dei bambini tuoi connazionali, non puoi fare così. È giovane, giovano cazzo, siamo tutti tutti vaccinati. No, stiamo affrontando un periodo che è straordinario, che è eccezionale. Non è possibile. Allora io non voglio accusare ancora, però monitoriamo. Perché se è vera questa narrativa, cioè che tu in Belgio per le terapie guarisci, te ne vai a Lagos, magari anche con il beneplacito della società, che ti puoi fare 2 giorni di vacanza a Lagos, non c'è nessun problema, però devi fare la persona seria, non che te ne vai a ballare un'ungolanata, perché se è successo così e poi risulti positivo dopo questa cosa qua, potrebbe anche non essere, ma a prescindere è un comportamento che un professionista non può tenere e possiamo anche aspettarci delle multe al riguardo, perché il Napoli ha speso 50 milioni di euro per avere una prima punta come si deve. Una cosa è che tu ti fai male alla spalla, sfortuna, ma una cosa è che tu capiti positivo per comportamento poco professionale perché sei andato a ballare un ungolanato, no. Lì non è possibile, lì non è più sfortuna. Lì si strunz. Devo chiamare quello là, il dottor Fabio. Si strunz. Spiegatemi. Quindi tutto questo mio giudizio deve essere avallato da una narrativa che adesso cambierà. Potrebbe risultare poi un falso positivo perché quel tampone del 30 ci dice Caracatatuba, là ci dice che invece era negativo. Appena arriva in Italia il tampone positivo. Il 29 sono queste immagini che abbiamo visto prima, però 2 giorni prima eri in Belgio, allora se hai 5 giorni di incubazione non può essere quello del 29, magari l'hai preso prima del 29, sono tutte ipotesi, però io un giocatore in piena pandemia che se ne va a ballare uno addosso all'altro non lo posso vedere, quindi per quanto voglio giustificare il ragazzino non ci riesco, perché ci sono ragazzini
molto più responsabili, che non hanno nemmeno la responsabilità così. Ma tu viri il telecamera un gol a te, ma ti rendo conto? Ti rendo conto? Io ti avevo anche esaltato quei 2 gol che hai fatto, l'esultanza è stata anche matura di un certo livello. Così non va bene. Così non va bene, perché se noi avevamo una chance di dire la nostra nel campionato, era con Osimhen in campo, o comunque con Osimhen che doveva recuperare per il Cagliari, che doveva entrare, che doveva cominciare a riprendere la forma. Ma se tu sei positivo, chi lo sa, quando lo ritroveremo abile e arruolabile? Non si sa niente. Avete visto quanto è durato per Zielinski, e poi ha dovuto fare un paio di partite per recuperare la confidenza con i movimenti e con il campo. Così non va bene. Così io stendo un velo pietoso, mi rimetto la mascherina, e se la mettessero anche loro, ma la mascherina non basta, si ti imbruscina con la gente. Oh, che stiamo facendo? Così no, così non va bene, è uno schifo. Da New York Valerio Fluido è tutto, lo manteniamo breve perché io mi voglio informare su ulteriori notizie, perché potrebbe non essere questo quello che è accaduto, dobbiamo capire se era in Belgio, questo è un video vecchio, tutto può essere. Non mi piace, non mi piace. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti, io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn, Saverio Solido, non mi ricordo.